Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video. Spettaccio mercato. Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. Ritorniamo col calciomercato, con delle notizie di calciomercato. Allora, partiamo subito con il video. Allora, il Genoa, partiamo da una notizia del Genoa, che ce la dice anche Gianluca Di Marzio, è che il Genoa è intenzionato a riprendere Mattia Perin, portiere che attualmente fa il secondo della Juventus, fa il secondo portiere della Juventus, fa il secondo di Gregorio, e che vorrebbe ritrovare magari un po' più di minutaggio, vorrebbe ritrovare più tempo di gioco per, diciamo, come vi posso spiegare, per, diciamo, sorprendere le aspettative e magari anche dare una piccola svolta alla sua carriera. Poi abbiamo una notizia sul Bayern Monaco. Allora, il Bayern Monaco ha un accordo con Dayot Upamecano per un prolungamento del contratto, per un rinnovo di contratto per il giocatore francese, per non farlo andare via dalla Germania, perché diciamo, Upamecano, scusate, per il Bayern Monaco è fondamentale, uno secondo me dei terzini più forti che abbiamo attualmente al mondo. Certo c'è Dani Carvajal, ce ne sono molti, però Dayot Upamecano è fortissimo, è anche giovane se non sbaglio, ha 24-25 anni, quindi ha ancora margine di carriera molto, molto lunga. E diciamo mancano ancora gli ultimi dettagli per la firma del contratto. Poi abbiamo una notizia riguardo il Napoli, perché? Perché il Napoli vuole, diciamo, rinforzarsi il suo reparto d'attacco. Perché? Per la eventuale cessione di Lorenzo Lucca, che potrebbe essere riscattato a gennaio dal Napoli e poi andarlo a rivendere. Oggi ha parlato l'agente del giocatore italiano, 25enne se non sbaglio, ha detto: io confermo che sul giocatore c'è Juve, West Ham e altre squadre, però c'è bisogno che il Napoli lo riscatti, che il Napoli lo riscatti. Il Napoli lo potrebbe fare, tra virgolette, però ovviamente deve prima capire, ok, se la trattativa Napoli, questo attaccante che tra poco vi svelerò il nome, si può fare, e poi se Lorenzo Lucca, ok, vuole andarsene da Napoli, vuole essere ceduto, vuole trovare più spazio. Bisogna prima capire questo e poi vediamo l'eventuale cessione. Vabbè, il nome che vi faccio per l'attacco del Napoli è Evan Ferguson della Roma, che attualmente non, diciamo, non è stato, cioè non sta soddisfando le aspettative della Roma, dei tifosi della Roma, dell'allenatore della Roma. Quindi, diciamo, sia lui che la società, cioè non la società, che Gasperini vogliono, diciamo, il separamento, perché secondo me Ferguson non lo voleva Gasperini, vuole, diciamo, più Zirkzee, che anche tuttora scusate, il Manchester United sta, diciamo, ancora pensando un poco se cederlo o no, perché o lo cede lo cede dopo la prima parte di gennaio e cederlo dopo la prima metà di gennaio, dopo il rientro di tutti i giocatori dalle proprie nazionali africane, perché a gennaio c'è la Coppa d'Africa, oppure cederlo subito e trovare un attaccante nuovo.
Un'altra notizia sulla Roma riguarda Artem Dobbik. L'attaccante è stato messo nel mirino di tre squadre inglesi, che sono Everton, Sunderland e West Ham. Soprattutto il West Ham, diciamo, vuole il giocatore perché, diciamo, vuole rinforzare il suo reparto attaccanti e, diciamo, vuole più qualità vuole degli attaccanti che fanno molti gol. E secondo me Arten Dobic potrebbe trovare il suo spazio e la giusta dimensione in Inghilterra, secondo me, al West Ham. Poi abbiamo una notizia sulla Fiorentina. Allora, la Fiorentina, come ci anticipa il nostro caro Fabrizio Romano, vorrebbe vendere il centrocampista Richardson. E al momento c'è una squadra francese, cioè il Nizza, che sta pensando di acquistare il centrocampista. Poi vi do l'ultima notizia sul mercato, sul calciomercato e poi chiudiamo qui col video. Allora, il Milan al momento ha tre obiettivi per la difesa, che sono Milan Skriniar, Eric Dier e poi Federico Gatti. Soprattutto Gatti piace molto ad Allegri, che già l'ho allenato ai tempi della Juventus. Quindi diciamo il preferito è Gatti. Dier e Skriniar sono le alternative, soprattutto Skriniar che è l'ultima delle alternative, perché è una pista molto complicata, essendo il capitano, l'attuale capitano del Fenerbahce, è il titolare fisso, quindi il Fenerbahce farà molta resistenza sul giocatore. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!